C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Centro Anch'io. Siamo saliti qui in castello per raccontarvi i frammenti di una statua di Giove rinvenuta nel Tempio Capitolino. Poi il nostro proverbio in dialetto. L'aula centrale del Tempio Capitolino ospitava la statua di Giove Ottimo Massimo. Della scultura rimangono però solo alcuni frammenti del torace, del collo, del braccio destro e delle dita del piede sinistro. Da una ricostruzione è emerso che la figura maschile della divinità fosse seduta in trono e col braccio sinistro impugnasse uno scettro sormontato da un'aquila, mentre con la mano destra una folgore, entrambi in bronzo dorato. La statua misurava probabilmente quasi 5 metri, una corona di foglie di quercia sempre in bronzo ne adornava il capo. La statua costituiva, insieme a quelle di Giunone e Minerva, la triade capitolina e fu realizzata probabilmente in epoca Flavia. Chiga troppa mercanzia, tante oltre la bavvia. Vediamo se c'è mercanzia oppure no. Ce n'è tantissima, tante cose buone da mangiare, da bere, dolcetti, pasticceria, gelateria, Ciocolaus Castelvedere in Viale Sant'Eufemia 218 a Brescia. C'è troppa roba. Poi la butta via dopo. Si Certo. accumula anche in casa sua magari tante... Sì, che abbiamo i garage pieni. Sì, garage pieni, ma non per colpa sua, dei suoi familiari, lei no. No, teniamo via, si sa mai. E dopo quanto... Può servire. Sì, si tiene tutto. E dopo quanto va eliminato secondo lei? Tanto fa pulizia, si fa. Normale. E chi la fa sta pulizia? Lei? Ok, normale. Vabbè, visiteremo anche il garage del signor Giampiero, quando è in casa lei ovviamente. Perché solo è molto giù. Chi ha troppe cose spesso le butta via. Tu Chiara sei una di quelle che ne ha tante? Ne avevo tante. Che fine hanno fatto? E buttate E quando le hai buttate? in vari dei giorni. E seconda dei giorni butto via le cose. Vabbè, è meglio così, no? Si sta meglio con tante cose o poche cose? Dipende che cose sono. Non hai buttato via qualcosa di importante, vero? No. Cioè che chi ha troppo butta via, e io di solito faccio così. Cioè che hai troppo butti via. Troppe vecchie e le butto via quando non servono, però a volte vengono buone. Però ne compri anche tante, dici, ma allora che bel callema! Sì. Sì, E è dove le tieni tutte queste cose? In in casa? cantina. In Quando cantina. non riesci più ad aprire la porta della cantina, decidi di... Le butto via, sì, è vero, le butto via. Va bene. Aiuteremo anche la nostra Lucy a ripulire la sua cantina. Quando la prossima pulizia? Primavera. Vabbè, segniamoci, ci teniamo in contatto, facci sapere. Chi ha troppo, Sì. tante volte butta le cose che magari servono e le butta via. Davvero? Anche a te capita magari? Porta qualche volta, sì. Hai eliminato cose che servivano e magari hai tenuto... Magari dici, avevo delle cose, magari quella cosa se la tenevo, magari veniva buona anche dopo. E magari tieni tante altre che non servono. Magari è vero. Allora, chi ha troppa mercanzia, tante oltre la bavvia. Chi ha troppa mercanzia, cioè chi vive nel benessere, che è circondato da tante cose, sciupa, cioè butta via quello, non dà valore alle cose, e questo non è bello. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima, ciao.